saluti di Fabio Aru, la presenza del presidente nazionale Renato Di Rocco e un esercito di tesserati che condividono ogni giorno la passione per le due ruote a pedali. È tutto pronto a Terralba per l'edizione 2019 della Festa del Ciclismo Sardo. La Kermesse, in programma domenica alle 10 all'Auditorium dell'Istituto De Castro, struttura utile ad accogliere numerosi atleti in arrivo da ogni parte dell'isola, promette 2 ore cariche di emozioni. La Federazione Ciclistica Sardegna di Stefano De Sia ha messo in piedi una cerimonia ben curata che mira a dare lustro a tutti i risultati di prestigio a livello nazionale e regionale. Dopo il cicloturismo, in diretta streaming su Directa Sport, sarà la volta dei campioni regionali di specialità, per poi fare spazio a tutti gli atleti sardi che hanno conquistato risultati di rilievo a livello nazionale. Fari puntanti tra gli altri su Davide Palazzari, il portacolori della società Spaccaruote di Carboni, ormai tesserato in Lombardia, ma nel downhill ha ottenuto risultati che gli sono valsi l'ingresso nella famiglia azzurra. Con lui c'è attesa anche per Ilaria Meloni e Patrizia Spadaccini, capaci in tandem, nell'ultima stagione, di riconfermarsi con 2 titoli italiani nella prova in linea su strada e a cronometro. Le premiazioni saranno intervallate da prestigiosi riconoscimenti, come quello assegnato dalla commissione istituita dalla Federazione Ciclistica Sardegna all'ozierese Antonio Camboni, distintosi per i 40 anni e più al servizio del movimento. A lui sarà consegnato il premio Una vita per il ciclismo. Una grande festa di sport sui pedali, insomma, nella speranza di veder tornare il prima possibile il Giro di Sardegna per professionisti. Nell'attesa, la bicicletta continua a scaldare i cuori ovunque e ad ogni età. E così, da Terralba, strada, ciclocross, downhill, montagna, cronometro, marathon e cross country diventano il succulento menù di una sportivissima festa dell'Immacolata. Una cerimonia annuale che raduna le società, gli atleti, coloro che si sono maggiormente distinti durante la stagione, ma l'invito è esteso a tutti coloro che sono appassionati di questo sport, di questo bellissimo sport. Anche per quest'anno il presidente nazionale viene qua in Sardegna, io dico sempre hai poche occasioni perché gli eventi internazionali e professionistici sono pochi, anche se abbiamo avuto quest'anno 2 campionati italiani, ricordo il Giro delle Miniere, campionato italiano di Gran Fondo e un campionato italiano a cronometro con l'organizzazione degli amici della SC Gallura in Abudoni. Quindi verrà Di Rocco, credo segno e testimonianza di quello che anche la Sardegna sta facendo, perché è una regione che sta contribuendo a quel percorso di crescita e di sviluppo di un ciclismo che si deve proiettare verso il futuro, verso un domani, con nuove modalità, con nuove esigenze che devono essere soddisfatte da parte degli atleti, dei giovani e delle dirigenti delle società. Ci auguriamo che quindi sia una bella giornata di festa con cui ringrazieremo appunto e premieremo tutti i campioni, coloro che si sono distinti, e ci daremo anche magari gli auguri di Natale e di un buon 2020. Ci vediamo domenica 8 dicembre presso l'Auditorium dell'Istituto De Castro, ore 10, non mancate, venite numerosi, sarà una bella festa per tutti.